Con Enzo Piroddu, il presidente della Polisportiva Athlon, un altro tassello si aggiunge a tutte le discipline sportive che la tua organizzazione porta in itinere da tanti anni. Il settore judo una novità. Sì, una novità, però era un progetto che diciamo che avevamo sempre nel cassetto. L'abbiamo messo in atto il 2016 e oggi siamo qua. Chiaramente abbiamo concretizzato sicuramente con un numero di tesserati giovani che attualmente sono una cinquantina. Grandi numeri, poi lo judo ha una grande storia nella città. Il discorso che porta avanti la Polisportiva Athlon è diciamo a tutto tondo, anche perché ricordiamo che Enzo Piroddu è il responsabile regionale della Filcam. Sì, diciamo che noi questo progetto l'abbiamo attuato solo ed esclusivamente praticando l'attività agonistica da tutti i giovani, da tutte le classi, in modo da riuscire a portare medaglie. Quindi il nostro intento è, insieme chiaramente al maestro Salvatore Foddai, che è stato un grande atleta con grandi risultati sia nella lotta sia nel settore judo. Queste sono le premesse, mi pare che siamo partiti così perché abbiamo già raccolto quest'anno dei risultati a livello regionale considerevoli. La sede è sempre questa, il mitico Palaserra di Minio, oppure verrà dislocato in altre realtà cittadine? No, la palestra per quanto riguarda il settore judo rimane il Palaserra di Mini, ma anche la palestra federale che è in via Pratti situata, ecco, dove c'è lotta e judo.